Sì, una grandissima soddisfazione. Fatemi subito ringraziare il presidente Botter, ovviamente la squadra. Ho appena chiamato anche Bomber Scotto che ha dato un contributo fondamentale per questa impresa, però voglio anche riavvolgere il nastro della storia almeno da quando sono sindaco, e quindi ringrazio Marco Pinzi, tutto il consorzio, gli imprenditori che hanno sostenuto la squadra fin dalla promozione. Penso a Sandri, penso a Mauro Carraro, Enrico De Bernard, tutti i volontari che ogni giorno si prendono cura delle strutture messe a disposizione del Treviso Calcio. E ultimi, ma non per ultimi, ringrazio i tifosi, perché dalla promozione alla Serie D non hanno mai fatto mancare il sostegno a questa squadra che insomma ci sta regalando delle soddisfazioni enormi. Siamo pronti alla Serie C, siamo pronti anche insieme alla società per adeguare lo stadio Tenni, quindi lo adegueremo per il nuovo campionato di Serie C, sognando un nuovo stadio per questa società che vede nella prima squadra oggi una grande soddisfazione, ma ha un settore giovanile che ci riempie davvero di grande gioia.